che chiedere consiglio, ma potete confermarmi anche voi che era comunque un tocco molto leggero. L'angolano ci sta provando, ci ha provato la Padula, il Cagliari prova a studiare il Bari, a capire dove entrare senza disdegnare comunque l'attacco, perché poi la squadra di Mignani sta girando molto il pallone, quasi aspettando la partita, nonostante un sentimento che Vittoria ha detto dovrebbe essere un po' più verso la vittoria, perché poi se si arriva lontani con il pareggio la tensione potrebbe salire ancora di più, Francesco. È vero, come diciamo sempre, gli ultimi minuti di una gara, a prescindere da quello che poi possa essere il risultato in quel momento, sono i momenti più intensi, quelli dove appunto la pressione psicologica è talmente alta che rischi di commettere l'errore che possa appunto cambiare il tutto. Se arriviamo lì con lo 0-0, come diceva Vito, sicuramente chi ha da perdere è il Bari e noi dobbiamo soltanto sfruttare questa situazione al meglio. Speriamo di arrivarci o addirittura di non arrivarci, arrivare in una condizione dove siamo già molto più sereni. Assolutamente sì, anche oggi comunque dalle prime battute Khedira sembra l'uomo più pericoloso, si è fatto vedere già più occasioni con dei buoni scatti alle spalle della difesa. Oggi sarà compito di Dossena tenerla a bada, lo sta un po' cartellinando in questi primi minuti, ma Khedira sappiamo essere molto bravo nel movimento, anche nell'elusione della linea di fuorigioco, e quindi sarà davvero un lavoro importante quello di Dossena oggi. Ci scrive Samantha con il suo Forza Cagliari e Forza Super Sound, mi mancherete, ma Samantha torniamo l'anno prossimo, non c'è problema, cioè ci siamo tranquilli ovunque, qualunque sia il risultato, perché per tifare Cagliari non si smette mai, a prescindere da tutto. Una grande comunque ricerca dell'attacco da parte del Bari con iniziative verticali. Dobbiamo dire che sta tentando spesso di saltare la fase, di cercare nella profondità Khedira, forse anche perché il Cagliari sta alto, Claudio. Sì, assolutamente sì, sono bravi, soprattutto Khedira è bravo a fare un contromovimento, facendo finta di andare incontro, poi andando nello spazio dietro la linea avversaria, ed è capitato già 3 volte. Bravo Dossena a non farsi ingannare da questo movimento, anche se l'ultimo movimento si è fatto sfilare la palla dietro le spalle. Stanno ricercando molto questa palla su Khedira, anche dalla linea difensiva. Deve essere attentissimo Dossena e Oberta dargli anche un po' di copertura. Sì, ci vuole davvero attenzione quando attacca la squadra di casa, perché sappiamo la sua pericolosità e sappiamo quanto i suoi uomini possono essere incisivi in zona gol. Bravo Azzi nel frangente di cui raccontava Claudio, poi sugli sviluppi Khedira è riuscito a servire uno dei compagni per mettere al centro il pallone sul secondo palo, 2 in agguato del Bari, ma Azzi prima di tutti che ha salvato, quindi possiamo già dare quel mezzo punto in più per questo intervento. Un Cagliari che sta affrontando la partita a viso aperto, ma sta subendo anche un po' il pressing del Bari, perché poi effettivamente il Bari palleggia molto quando ha il pallone tra i piedi e poi cerca questa verticalizzazione, mentre il Cagliari cerca un po' più di costruire la manovra, Francesco, cerca con un po' meno fretta di trovare gli spazi liberi di un Bari che comunque attacca con 2-3 individui all'organico. Esatto, poi si va a cercare sicuramente l'elemento che anche la partita precedente ci ha messo più in difficoltà. Ha studiato sicuramente il fatto che il Cagliari avrebbe avuto a disposizione Dossena, che è sicuramente una maniera diversa di interpretare il ruolo in marcatura o di gestione della linea nei confronti di Altare, e quindi sta provando delle soluzioni diverse, ovvero un palleggio con ricerca di verticalizzazione improvvisa su un uomo che può inventare qualcosa di pericoloso per loro. Sì, questa è la trama del Bari, mentre il Cagliari ci prova un po' più in modo singolare, affidando anche più la manovra alle iniziative dei suoi uomini. Bella l'azione di Makumbu qualche istante or sono, diciamo anche un qualcosa in più con la conduzione di palla sulla destra, doppio pressing da parte dell'avversario, è arrivato in una condizione di impossibilità di giocare il pallone, si è guadagnato un ottimo angolo, quindi Makumbu subito pronto a dare il meglio, soprattutto in fase offensiva. Makumbu che è un giocatore che è cresciuto molto. Claudio, chiedo a te, perché so che ti piace particolarmente, come valuti la sua crescita durante l'anno e la condizione a cui è arrivata questa partita? Ma è un giocatore che mi piace tanto, è un giocatore che ha grandissimi margini di miglioramento, e non dimentichiamoci che ha 23 anni e ha tutte le caratteristiche per fare bene. Si prende la responsabilità della palla, della giocata, dell'inserimento, perché quando lui è libero di fare, perché ha un giocatore a fianco come Deiola, si spinge anche in avanti. È dotato di grande tecnica
e sa metterti anche la palla sa metterti anche il passaggio filtrante. Poco prima tutto è partito da un suo movimento, non dobbiamo avere appunto un centrocampo statico come è capitato qualche volta, ma creare quella imprevedibilità che Makumbu può crearti, fare superiorità numerica in avanti. E poi vorrei dirti un'altra cosa, l'importanza di avere Aubert in campo. Questa azione nasce tutta da dietro, partendo da Aubert che si prende la responsabilità di giocare palla in verticale. Questo è molto importante. Aubert è un ragazzo giovane che si prende tante responsabilità. Il calcio d'angolo, ad esempio, l'ha battuto Aubert, e non glielo dai a un ragazzino queste responsabilità se questo ragazzino non ha una grande personalità. Dobbiamo vederla, oggi vogliamo assistere alla grande personalità di Aubert, che come ci ha fatto già vedere in svariate occasioni. Oggi è un'altra di quelle giornate in cui dimostrarlo conta, anzi forse oggi conta molto di più di tutti gli altri giorni messi insieme, mettiamola così. Ci scrive Andrea da Padova: ciao ragazzi a tutti, comunque vado a finire, stasera sarà sempre Forza Casteddu, come lo è stato a Ischia, a Brindisi, contro il Campania, addirittura lo chiamo ai tempi della Serie C1. Certo che contro chi ha avuto 12 rigori a favore, semplicissimo non è, senza paura, sempre e comunque, perché come abbiamo detto è il tema della partita oggi, contro tutti e contro qualsiasi avversario, qualsiasi pronostico, qualsiasi idea di non farcela, dobbiamo andare oltre, bisogna davvero lanciare il cuore oltre l'ostacolo per completare una seconda parte di stagione incredibile svolta dal Cagliari di Claudio Ranieri, che oggi si presenta a Bari per davvero sorprendere anche i suoi tifosi, per dargli quella gioia che manca da anni e che semplicemente si meritano dopo tutto l'affetto anche dimostrato indietro quando c'è stato bisogno del loro, quando sono stati chiamati in causa dal nuovo mister. Bari Cagliari si sta continuando a giocare la battaglia iniziata, continuiamo il report con la voce di Vittorio Sanna. 17 minuti e 56 secondi, punteggio di 0-0. Cagliari che sta tenendo molto bene il campo, che punge e che si ricompone, con il Bari che lascia trascorrere i secondi sicuro del punteggio a proprio favore e che tenta a sua volta di pungere quando ne ha l'occasione. Ora con Moracchioli sta cercando il varco per il cross, supera Zappa, il tocco all'indietro e Makumbu che chiude, esce portando palla, si ferma davanti al recupero tentato da Esposito, appoggia su Zappa che cerca di prolungare ancora per Di Pardo, il rimpallo favorisce Di Pardo, il tocco su Di Pardo con il giocatore che rimane a terra colpito da un avversario, e qui ci potrebbero essere gli estremi anche per il cartellino giallo. L'arbitro fa spallucce, addirittura passa lontano, va a parlottare con l'amico Maita e volta le spalle a Di Pardo che è rimasto giù per terra. 18 minuti e 50, ecco che Di Pardo si rialza con Guida che adesso lo rincuora, gli tiene la spalla e col Cagliari che potrà battere il calcio di punizione. Di Pardo che era stato superato e che ha ricevuto una manata da parte di Maita che gli è passato a fianco. Calcio di punizione per il Cagliari con Makumbu pronto alla battuta, aspetta ancora Makumbu, aspetta i movimenti dei suoi, ora ce n'è uno, vede che però non può andare a buon fine, ritorna su Dossena, quindi Makumbu ancora in possesso di palla, allarga sulla sinistra per Robert, più largo c'è Azzi, è lui che riceve all'altezza della linea centrale, si sovrappone Lella, il pallone è portato da Azzi, dato ancora a Makumbu con l'esterno per Luvumbo che tenta di voltarsi, Luvumbo il destro, la parata di Caprile che manda il calcio d'angolo, se l'ha liberato per il tiro, Luvumbo ha calciato con l'interno e Caprile si è dovuto distendere sulla sua sinistra per deviare il pallone in calcio d'angolo. Di Cesare con i suoi 40 anni deve badare più alle bambine che probabilmente ai giocatori così giovani, perché non è che più ha l'accelerazione di prima, e Luvumbo gli è andato addosso, l'ha superato, ha preso un metro, ha calciato. Aprile più giovane ha mandato in calcio d'angolo, parte il cross per il Cagliari all'interno dell'area, sul calcio d'angolo Azzi che stoppa alla palla sul destro, pallone ribattuto con il corpo purtroppo e non con la mano da parte di Esposito, pallone in fallo laterale, rimesso in gioco quindi per il Cagliari nel settore di sinistra. Cagliari che sta interpretando perfettamente la partita, e questa è la partita che deve fare. Il pallone a destra per il controllo di Lella, passato dall'altra parte, il cross sbagliatissimo, troppo forte, troppo lontano sia dalla Padula sia da Luvumbo, con la Padula che comunque applaude. 20 minuti e 30 secondi con il Cagliari quindi che è andato ancora una volta vicino al gol, ha insidiato nuovamente il Bari che non potrà vivere sonni tranquilli finché il risultato rimarrà in bilico. Il pallone è ancora giocato all'indietro da Moracchioli, dato all'indirizzo di Mazzotta che poi lo dà ancora all'indietro per Di Cesare per Vicari, anzi il contrario, Vicari per Di Cesare, ora Dorval
Dorval che lo rimette all'indietro per il playmaker della squadra, molto basso, si tratta di Maiello ancora a sinistra per Mazzotta, sale il Cagliari a fare pressing, il tocco di Maita, il pallone ancora preda dei giocatori del Cagliari, lo stop a centrocampo, il tocco e il passaggio di Makumbu per De Iola sul quale gli toglie il pallone Maita, il tocco ancora di Esposito di Benedetti per Dorval pressato e costretto a indietreggiare, Dorval che indietreggia ancora, mette la palla al centro dove si proietta il giocatore del Cagliari e Di Pardo che tenta l'appoggio, il pallone ribattuto, non è stato lesto, non è stato lucido Di Pardo sulla palla vagante e soprattutto sul Bari che giocava a dire mia tua mia, mi ricordava quando giocavo io in seconda categoria col portiere e lo stopper che facevano la stessa cosa. Il pallone ancora portato avanti da Azzi che spinge, porta ancora il pallone, al suo fianco c'è Luvumbo, scarica invece ancora per Lella, da questi nella zona in cui agisce De Iola che dà l'indietro per Zappa, inizialmente è poco preciso De Iola finora, speriamo che possa migliorare la sua qualità e magari essere preciso in occasione del tiro in porta. Attenzione all'accelerazione ora ancora da parte del Cagliari col retropassaggio che però viene catturato dal Bari, stavolta sbavatura centrale da parte della squadra rossoblù con Moracchioli che tenta di partire, il pallone verso destra, attenzione, è il Bari che si distende bene stavolta, viene a sostegno anche Mazzotta per Moracchioli, anzi per Esposito che può avanzare, Esposito alla palla sul destro, dentro perché dire il tacco, attenzione, Benedetti che calcia ma centrale e può parare in questo caso l'estremo difensore del Cagliari Radunovic, sempre 0-0, linea allo studio. E quindi torniamo in diretta dalla Corte del Sole, un Cagliari che ci sta provando in tutti i modi, abbiamo visto anche da studio il bel tiro di Lovumbo, l'ottima risposta anche di Caprile. Francesco, era ben posizionato il portiere della squadra di casa sul tentativo dell'angolano? Sì, ben posizionato, bene i passi di spostamento, ha fatto un paio di passi in accostata per chiudere più possibile la zona di possibile esecuzione da parte di Lovumbo, un'ottima distensione e una deviazione a mano aperta su una laterale, quindi un bel gesto tecnico. Da quando abbiamo parlato di Makumbu ha iniziato ad accendersi in questa partita, perché poi effettivamente anche il tocco per liberare Luvumbo è stato un esterno andando incontro alla palla di prima intenzione, davvero interessante questo giocatore arrivato dal Maribor in estate che sta crescendo e sta portando anche le offensive del Cagliari, si sta sostituendo un po' a quel collante che era mancato in tante occasioni. Claudio, diciamo che i suoi compiti oggi, magari anche affiancato da un De Iola, sono un po' meno di copertura rispetto alla proposizione di gioco. Sì, un giocatore come De Iola messo al tuo fianco ti dà la possibilità di sentirti più libero, di fare quello che sai fare. Makumbu sa fare tante cose, sa fare bene anche la fase di interdizione, perché in 2 occasioni è andato a chiudere un passaggio laterale in mezzo all'area e con tutta la tranquillità di questo mondo ha fatto poi ripartire l'azione, e il tocco di prima in verticale di esterno è stato bellissimo, ha concesso a Luvumbo di stoppare palla, accentrarsi e fare un bellissimo tiro. Questo se tu da centrocampista, quindi Makumbu, se fai già 2 tocchi il tuo compagno viene marcato, e questa è l'importanza di un giocatore come Makumbu. Sì, è proprio così, mentre il Cagliari deve difendersi dalle avanzate del Bari in questi minuti, Bari che ci sta provando soprattutto in contropiede, un contropiede che viene esteso in maniera molto veloce. Francesco riesce a dilatarsi facilmente la manovra dei biancorossi e si spalmano, ma diciamo che quasi mi ha ricordato uno degli ultimi contropiedi che abbiamo subito, quello col Parma, però c'è stato un elemento diverso, ovvero De Iola che rincorreva l'avversario e effettivamente gli ha messo la pressione per fare la giocata nel momento sbagliato. Esatto, vedo una ripartire centralmente, però proprio cercando proprio che, in maniera tale che le maglie si stringano, quelle del Cagliari, per poi aprire magari la palla verso qualcuno che fa un taglio, un inserimento. Per adesso siamo riusciti sempre a contenerli, forse solo in un'occasione Dossena ha dovuto inseguire Khedira, ma per il resto mi sembra un Cagliari molto attento, e comunque siamo in campo con la testa giusta, siamo ben sistemati, si vede che dietro c'è un lavoro preparato con attenzione.
attenzione. È necessario avere una preparazione del genere. Molto bravo nell'ultima circostanza proprio Dossena nel praticamente non far girare Khedira, lasciarlo lì a doversi sistemare la palla con tanta difficoltà, e questo è riuscito a disinnescare l'avanzata dell'attaccante della squadra di casa, che dobbiamo dire è davvero l'uomo con cui fare la battaglia oggi, perché è una sfida anche 1 contro 1 quella che andremo a vedere tra il difensore centrale e l'uomo più rappresentativo, l'uomo che ha portato il Bari a essere in questa condizione, che anche oggi sembra in palla, Claudio. Sì, è in palla, lo ricercano molto, si muove bene per ricevere la palla, ma allo stesso tempo sia Obert che soprattutto Dossena lo stanno marcando al meglio, non lasciandogli lo spazio, soprattutto per girarsi e per puntarti. Questo è molto importante. Bisogna cercare di essere il più preventivi possibile di fronte a tanta classe, e dobbiamo riuscire a farlo per tutto il tempo della partita, di questa finale, di questo secondo tempo, come l'ha definito Vittorio. Dopo il primo dell'andata noi ci fermiamo per un secondino, diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per raccontare questo Bari Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la Tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Attacca il Cagliari in quel di Bari nella finale playoff, nel ritorno in questo stadio completamente gremito e pronto a sostenere i bianco-rossi. Un Cagliari che invece tenta di rovinare la festa. Ci ha provato, ci è andato vicinissimo Lella, qualche giro doloroso Orsono, calcio d'angolo battuto veramente bene, deviazione sul primo palo, una palombella che arriva anche stavolta sulla traversa e si spegne sul fondo, ma davvero un Cagliari che ci prova. Claudio aveva parlato nel pre-partita del tema anche dei calci piazzati, in cui il Bari è veramente forte ma che a livello di difesa soffre un po'.
fa, resterò nelle foto che ricordano i momenti distratti, ma prima su quelle scale ci sentivano tutti. Ora c'è un silenzio che fa tremare i muri. Ho ancora il biglietto di quel cinema in tasca. Fuggire dal mondo ormai nemmeno ci basta. Se vuoi te lo spiego che effetto mi fa trovarti per caso davanti negozio, dentro i soliti bar. Vuoi la verità? Basta guardarmi una volta negli occhi. Per ogni tua foto venuta mossa, amami fino a spaccarmi le ossa. Guardami come se fossi l'unica cosa che vuoi. Per te forse perderei qualsiasi cosa, prendere a calcio ogni muro, ogni porta. Guardami come se fossi l'unica cosa per te. Tu sei l'unica cosa per me, io ti aspetterei sempre, qua con le braccia aperte, quante parole perse nell'aria. Mandami un bacio se ti capita, ma lo sai che quando ti vedo il cielo da nero diventa più sereno, sì, mi rassereno. Poi penso a me, non vedo niente di buono, non vedo niente di meno che un uomo sincero, e ti spiego che effetto mi fa trovarti per caso davanti ai negozi o dentro i soliti bar. Vuoi la verità? Basta guardarmi una volta. Per ogni tua foto venuta mossa, amami fino a spaccarmi le ossa. Guardami come se fossi l'unica cosa che vuoi. Per te forse perderei qualsiasi cosa, prendere a calcio ogni muro, ogni porta. Guardami come se fossi l'unica cosa per te. E prendere soltanto il buono di noi, fare a pugni col mondo e poi urlare il tuo nome nel traffico, dolce come l'arsenico. Per ogni tua foto venuta mossa, amami fino a spaccarmi le ossa. Guardami come se fossi l'unica cosa che vuoi. Per te forse perderei qualsiasi cosa, prendere a calcio ogni muro, ogni porta. Guardami come se fossi l'unica cosa per te. Radio Supersound. Io ti guardo, io ti vedo come nessun altro fa. E tu mi chiedi spazio, e sì, ne avrai. Credevo che, sapevo che si cade in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te e scelgo ancora te, anche oggi che non è facile, non è sufficiente abbracciarsi un po'. Io non sono un tipo semplice, questo io lo so, però non do niente per scontato mai, e per te morirei. Quello che so non basta mai, sbaglio di nuovo e non ti ritrovo accanto a me. Tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te e scelgo ancora te, anche oggi che non è facile, non è sufficiente abbracciarsi
Abbracciami. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in onda, i poteri forti ce l'avevano anche con noi, ci hanno buttato giù anche a noi e abbiamo detto che era contro tutto e contro tutti e anche noi non siamo stati da meno. Un Cagliari che ci sta provando, è andato vicino alla rete qualche istante fa, purtroppo un miracolo di Caprile. Descrivici la parata, Francesco. Colpo di testa di Di Pardo da centro area, diciamo 7-8 metri, la palla ruotava verso il palo, quindi esattamente il tipico pallone irraggiungibile, perché il portiere la palla se la vede allontanarsi man mano che procede verso lo specchio, è riuscita a toccarla con la punta delle dita e a mandarla addirittura neanche sul palo, è riuscita a deviarla completamente con un tuffo disteso completamente sulla sua sinistra. Bravissimo Caprile, ma mannaggia a lui. Davvero una partita in cui avrebbe potuto evitare di fare questo miracolo su il colpo di testa del Cagliari che aveva tirato Di Pardo. Di testa Di Pardo. Gran tiro di testa di Pardo con l'estensione del portiere avversario che ha negato la gioia del gol ai rossoblu, che però in questo momento in questo primo tempo dobbiamo dire hanno attaccato maggiormente rispetto alla squadra di casa, stanno giocando con tanta voglia, tanta grinta, mentre il Bari continua in ogni modo a perdere tempo. E adesso che manca quasi un terzo di tutta la finale, anzi un quarto di tutta la finale, è ancora più plausibile che i giocatori della squadra di casa facciano di tutto per guadagnare secondi, ma davvero si sta rasentando il ridicolo con l'arbitro che non interviene. Sono già un po' di azioni che si continua con questa pantomima, con questa attesa infinita che oltre a snervare i calciatori punta anche un po' di noia su chi guarda la partita. Diciamo che siccome molto spesso si parla in termini di spettacolarità del calcio, questo è qualcosa che assolutamente la toglie. È una partita che però si sta giocando con il cuore, si sta giocando con la motivazione, con le tante pressioni che oggi popolano gli animi dei 22 in campo, così come saranno sotto pressione quelli della finale per lo spareggio, per decidere chi va in Serie B tra Spezia e Verona. Una partita subito accesissima che nel primo tempo non siamo neanche al 30°, ha già visto 3 gol. Infatti al quinto il vantaggio di Faraoni su assist di Lazovic, il pareggio al 15° da parte di Ampadu sul cross di Shomurodov e infine il 2-1 che per ora sta decidendo l'incontro a favore dei gialloblu, l'ha segnato Ngonge su assist di Djuric. Questo è il risultato parziale, mentre è cambiato il punteggio per quanto riguarda la finale terzo e quarto posto dei mondiali Under 20. Israele e Corea del Sud in questo momento a 3 minuti dalla fine si trovano sul 3-0 per Israele, che quindi con questo risultato potrebbe portarsi via il terzo posto totale nella competizione. Sarebbe sicuramente un ottimo risultato per una nazionale così modesta. Un Cagliari che invece continua a provarci in tutti i modi, un Bari che attacca in modo un po' raffazzonato, cercando soprattutto, che dire, gli altri sono quasi di contorno, ma se la palla non la riceve l'attaccante barese che ha fatto più gol in tutta la stagione, non ci si accende, Claudio. Sì, assolutamente, bisogna stare attenti ai suoi movimenti, ma ripeto, Dossana lo sta facendo molto bene, così come sta interpretando benissimo la parità di Pardo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Prima Francesco raccontava la strepitosa parata, io vorrei raccontarvi invece il bellissimo taglio che ha fatto lui in zona centrale, il bellissimo colpo di testa. È una partita da tifoso cagliaritano, una partita molto divertente, perché il Cagliari la sta giocando con tutte le sue armi, non solo con il cuore ma anche con la tecnica e la tattica. La parità preparata tutta questa settimana e ne stiamo vedendo i frutti. Sì, effettivamente Ranieri ci ha messo davvero del suo per spiegare come interpretare il match agli 11 che poi sono scesi in campo a fare il tutto, perché come ha detto poi effettivamente io sono allenatore e posso cercare di influenzare per quanto riesco, poi in campo ci vanno i giocatori e da loro mi aspetto tanto. In questo primo tempo diciamo che può essere abbastanza contento della prestazione dei rossoblu, che non si sono fatti sicuramente pregare per andare in avanti ad attaccare. Un Bari che anche dal punto di vista tecnico ha sbagliato qualcosa di troppo, ma un Cagliari che non è riuscito a approfittare delle azioni create con possiamo dire anche un po' di goffaggine in qualche occasione, Francesco.
Sì, è vero, è verissimo. Possiamo dire che dobbiamo sfruttare ogni situazione, la nostra capacità attentiva in questo momento è nettamente superiore, cioè siamo molto più concentrati verso un obiettivo rispetto a quello che invece appare l'atteggiamento del Bari. Il Bari che fa ruotare sta palla in ripartenza, un giro palla molto lento per poi avere delle accelerazioni improvvise sempre su quel terminale. Noi ci siamo alla grande, sono molto contento di vedere il nostro Cagliari in questo stato, in questa partita importante. Un'altra occasione sfumata qualche secondo or sono, con Zappa che era stato molto bravo a recuperare il pallone nel giro palla del Bari, già la seconda volta che uno dei terzini baresi sbaglia il controllo e lascia fianco alla ripartenza del Cagliari. Potrebbe essere una trama anche nel corso del secondo tempo, peccato che Zappa non abbia visto subito il passaggio per Lella, scarico con il centrocampista del Cagliari che era in perfetta posizione per Tinari, invece palla finita fuori accompagnata dallo stesso terzino. Siamo arrivati al recupero della prima frazione, allora andiamo da Vittorio Sanna. Sì, stava scoccando il 45esimo, non è ancora scoccato, col pallone che viene dato all'indietro ancora da parte di Mazzotta, con Ranieri che adesso dà le indicazioni ai suoi, e con l'arbitro che manda le squadre a riposo senza recuperare neanche un secondo. Incredibile guida, cioè malgrado l'atteggiamento del Bari che ad ogni interruzione ha perso del tempo, insomma ce l'ha già detto che probabilmente non recupera niente neanche da qui alla fine. Comunque primo tempo decisamente positivo per il Cagliari, col passare dei minuti secondo me mettiamo in conto che un gol del Cagliari potrebbe tramortire definitivamente il Bari. La partita è in bilico, noi la dobbiamo giocare fino alla fine e abbiamo qualche carta in panchina anche da poter sfruttare, a differenza del passato. Cioè nella partita di casa, ad esempio, avendo troppi acciaccati, abbiamo giocato subito con tutti i più forti all'inizio e poi non abbiamo conservato nessuno per la seconda parte. Considerato che qualche acciaccato ce l'abbiamo anche noi, ma un acciaccato contro giocatori stanchi potrebbe pareggiare il suo conto e quindi far valere la sua tecnica. Il riferimento è chiaramente in particolare a Mancosu, che è sempre stato nel Cagliari il giocatore che ispira e che nel secondo tempo potrebbe anche trovare spazio magari negli ultimi 20 minuti per trovare il gol d'azzardo che possa coronare un sogno, anche il suo, quello di ritornare a Cagliari come è ritornato, realizzare subito sotto la curva nord un gol e magari poi realizzare anche il gol che ti riporta nella massima serie. Una favola nella favola sarebbe l'ennesima di un campionato che negli ultimi 6 mesi nel giro di ritorno ha svoltato veramente. Non è stato solamente un giro di boa virtuale, ma è stato un giro di boa concreto che ha portato la squadra a questa esperienza, a questa finale, ad essere là a giocarsi la possibilità di salire in Serie A e a giocarsela con delle belle carte, perché Ranieri, come vi ho detto in introduzione, ha studiato il Bari, lo ha studiato e lo ha neutralizzato, e questo forse è un po' il limite di Mignani, che non ha fatto niente di diverso rispetto alla precedente, ha rimesso dentro questa squadra e quella squadra Ranieri nel frattempo l'aveva in qualche modo letta, analizzata e per ora l'ha del tutto neutralizzata. Dire che Ranieri ci ha visto lungo per quanto riguarda la preparazione, soprattutto in questa prima metà, una prima metà giocata molto bene dal Cagliari, che si è fatto valere con varie offensive, con tanta convinzione, ma che però sfortunatamente non è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Dico sfortunatamente, Vitto, e correggimi se sbaglio, perché io la intenderei anche così, visti anche gli attacchi che ha portato e le volte che si è trovato in condizioni di tirare. Ma se gli altri hanno considerato che il portiere fosse una componente inesistente nella gara d'andata, dicendo che il Bari meritava nettamente la vittoria, quasi il portiere non facesse parte della squadra, noi dovremmo dire lo stesso in questo primo tempo. Se non fosse per il portiere del Bari il risultato sarebbe già a favore del Cagliari per almeno 2 reti, perché ha fatto veramente una straordinaria, ma almeno 2 strepitose parate. Quindi i portieri fanno parte delle squadre e il Bari è meritatamente ancora sullo 0-0 perché uno dei suoi giocatori, il portiere appunto, è riuscito a tenerlo in gioco. Però per effetto dei contenuti sul movimento in campo, su quello che è stato costruito, sulle trame, gli altri 10 in campo hanno giocato meglio quelli cagliaritani rispetto a quelli baresi. Si è vista una squadra che si è cercata, che ha giocato la palla, che ha portato il pallone con degli scambi, mentre dall'altra parte è squadra preoccupata di far passare i minuti quasi fosse solamente una passeggiata questa e non una partita. Ecco perché se per caso dovesse arrivare il gol quando poi il tempo
tempo stringe, io non so come andrà a finire, perché effettivamente questo Bari è entrato con la convinzione che ormai era tutto fatto già a Cagliari. A mio giudizio è questa la sensazione che colgo, e che quindi a Bari bastava far passare il tempo. Non è esattamente così, perché il tempo lo deve far passare senza che il Cagliari segni, e questo è un obiettivo che deve porsi la squadra di Mignani e che diventerà sempre più un'apprensione con il passare dei minuti. E la trama, l'abbiamo detto, è questa. Il primo tempo l'ha confermato anche per quello che si è visto in campo. Noi continuiamo a parlare di questo primo tempo, ma prima lasciamo un attimo lo spazio ai nostri sponsor. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Se credi che il dente del giudizio sia un'ingiustizia, ho una buona notizia per te. Presso lo studio odontoiatrico White potrai liberarti definitivamente dei tuoi denti del giudizio in maniera delicata e indolore. Siamo a Cagliari, in via Italia 161. Studio odontoiatrico White. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Albo Cagliari 716. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Da Diva Salotti la qualità è in pronta consegna e il risparmio è immediato. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani e poltrone in Sardegna. Diva Salotti a Sestu, ex strada statale 131, chilometro 10,500, fronte Pittarello. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità. Aperto la domenica pomeriggio. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, questa è Radio Supersound a Suon di Gol per seguire la partita del Cagliari, che oggi se la vede in trasferta contro il Bari per quanto riguarda la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ma un Cagliari che ha convinto nel corso della prima metà con delle buone azioni. Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più, Claudio, in questi primi 45 minuti? Ma in realtà un po' tutta la squadra e tutto l'atteggiamento, però due sono quelli che mi hanno impressionato e sono Dossena e Makumbu. Ok, ne abbiamo due, mentre Fran? Condivido Makumbu alla grande, ma in effetti è difficile sceglierli e devo dire che sono particolarmente sorpreso da Di Pardo, che sta interpretando una partita magistrale, cioè è un ragazzo che sta assolvendo al meglio il suo compito, e addirittura è andato a far sì che col suo colpo di testa si rischiasse davvero il gol più bello magari che potessimo fare a Bari adesso. Davvero un peccato la torsione di Di Pardo, che si era liberato molto bene, ma ottimo la respinta di Caprile, che deve essere che si è voluto ispirare a Radunovic, ha visto che in casa ha fatto tanto, ha detto anche io devo portare altro il mio onore nel difendere la porta tra le mura amiche. Un Cagliari che comunque costruisce. Ranieri ci ha abituato a cambiare un po' lo scacchiere nel corso della prima metà, già all'intervallo. Vito, ti aspetti qualche modifica per questo secondo tempo?
Mi aspetto che tra poco l'arbitro porti le orecchiette con il sugo in mezzo al campo, perché non sembra più una partita di calcio. Il Righeira che cantano Vamos a la playa tra il primo e il secondo tempo mi mancava in una finale di calcio. L'ho detto che è tutto un po' folcloristico qui al San Nicola. È vero, 60.000, è una festa già. Hanno iniziato la festa prima di finire la partita. Mi auguro che gli vada di traverso, perché è ridicolo. Sembra veramente la festa per la promozione del Bari e non la finale per mettere in discussione la partita. Quindi capisco anche l'atteggiamento di chi sapeva di questo spettacolo, è venuto al San Nicola per festeggiare il Bari e non per pensare che il Bari potesse anche non centrare il successo. Speriamo che possa andare nel modo opposto e lo sport dia un insegnamento in termini di presunzione, di convinzione di aver già raggiunto l'obiettivo, perché poi lo sport dovrebbe insegnare questo. Questa c'è la negazione dell'insegnamento dello sport, perché Boscov si sta rigirando nella sua tomba, la partita finisce quando l'arbitro fischia, o rigore c'è quando l'arbitro fischia e via dicendo. Qui hanno dimenticato le regole basilari del calcio, perché ripeto, il concerto anche tra il primo e il secondo tempo di Righeira con Vamos alla playa, vabbè. Ognuno stempera la pressione come vuole, chiamiamola così, Vitto, facciamo questo sforzo, mettiamola in questi termini. Un Bari che è assolutamente convinto di riuscire a portare a casa la promozione in Serie A, ma sta dovrà vedere con un Cagliari che fino a questo momento è stato combattivo e ha detto la sua riguardo a ciò che sarà il destino. Un arbitro che fino a questo momento ha lasciato che le perdite di tempo del Bari se ne andassero, e diciamo che la preoccupazione per un secondo tempo senza palloni, Vito, l'abbiamo un po' forte. Sì, abbiamo questa preoccupazione. C'è anche un'altra cosa atipica rispetto alle precedenti gare, che praticamente il VAR è composto da arbitri inferiori all'arbitro di campo. Nelle altre partite, a parte Orsato, che però aveva anche degli arbitri di livello alle sue spalle, diciamo che è capitato l'esatto contrario, che l'arbitro di campo fosse un po' succube degli arbitri VAR. Anche questa è una strana cosa, perché si nota nella designazione, perché ripeto, arbitro di livello internazionale, perché Guida lo è, con tutti i suoi difetti passati, perché noi che abbiamo un po' di principio di storia ricordiamo che fu lui ad ammonire Piniglia a Trieste quando giocò per il gol e poi espellerlo. Ricordiamo il falli di mano di Pirlo che giocava in porta insieme a Buffon nella Juventus e non andava a guardare il VAR. Insomma, ne ricordiamo un bel po', con Vucinic che va a salutare la nonna e non viene punito al suo modo. Florenzi. Anche Florenzi, no, anche tutti Vucinic, e due? No. Io ti ricordo Vucinic. Di Guida sono convinto Vucinic, non Florenzi forse con un altro arbitro. Di Vucinic ne sono certo, perché aveva fatto un servizio a distanza di 6 mesi, cioè 6 mesi prima aveva ammonito e espulso Piniglia per aver esultato afferrandosi alla rete dei tifosi, e 6 mesi dopo aveva permesso a Vucinic di fare tutta la tribuna per andare a baciare la nonna, quindi o un parente, un amico, non so chi fosse, comunque sia, di salire su in tribuna. Ma al di là di questo è un arbitro che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti i nostri arbitri italiani, tutti molto bravi tecnicamente, ma poi che diventano protagonisti in virtù di un rapporto stretto che c'è tra il palazzo e gli stessi arbitri, che molte volte finisce per annebbiare un po' quello che è la libertà di giudizio, o meglio dovrebbe essere il giudizio libero ma onesto. E in questo caso però non abbiamo ancora visto niente di particolare. L'arbitro si è limitato solamente a fare un po' quello che ha fatto il Bari, e cioè a lasciare che il tempo scorra, perché ha fatto scorrere i 45 minuti, non ha fischiato alcun recupero, quindi è perfettamente in linea con i tempi e i modi del Bari, ed è per questo che adesso col passare dei minuti dobbiamo tener conto anche di questo aspetto, che il Bari perderà tempo molto di più di quello che ha fatto finora, e che probabilmente l'arbitro farà finta molto di più di rimproverarli, ma si sta prendendo provvedimenti. Quindi bisogna anche un po' stringere i tempi e magari cercare di trovare il gol nelle occasioni, essere un po' più precisi nelle occasioni che abbiamo e riuscire a determinare il risultato
per fare in modo che tutto possa cambiare, anche se poi, ripeto, se per caso il Cagliari dovesse segnare, lo abbiamo già visto in altre situazioni, cambierà anche tutto lo scenario e bisogna capire quello che avverrà nello stadio di 60.000 posti e soprattutto cosa avverrà per chi ormai ha già annunciato la promozione del Bari. Lo ripetiamo di settimana in settimana, l'episodio può cambiare definitivamente il volto della partita, è sempre stato così e sempre così sarà, perché poi questi match, soprattutto con tante attese dietro, possono essere decise davvero da un colpo destro, da una giocata un po' più sopra le righe, da un qualcosa che sorprenda ciò che fino a quel momento era stato visto. Un Bari Cagliari che si appresta a riniziare. Vito, le squadre stanno tornando in campo? Non ancora. Almeno non ci sono immagini che ci dicano questo. Allora chiediamo anche a Francesco e a Claudio quali sono i cambi che si aspettano nel corso della seconda metà, chi vedono come tra gli interpreti migliori per andare a segnare in questo secondo tempo. Partiamo da te, Fra. Allora, io ho una cosa da dire che magari potrebbe... Mi sogno un gol di Pavoletti. No, favoloso, magico. Che dopo un'annata disperata come quella dell'anno scorso, non lo so, ci sorprenda con una straordinaria promozione all'ultimo minuto. Speriamo davvero. Chi intendi invece a livello di cambi, Claudio, chi pensi possa essere della partita nel corso della seconda metà? Penso chiaramente un giocatore come Mancuso, anche per sfruttare magari quelle palle al limite dell'area, punizioni, eccetera, eccetera. Poi con la sua grande personalità e la sua capacità di mettere in condizione i nostri attaccanti o chiunque di fare gol, e probabilmente a lasciare il campo uno tra De Iola o Lella, anche se Lella sta facendo una buona partita. Sì, Lella sta interpretando bene il suo ruolo. Nel corso delle immagini che hanno iniziato a scorrere abbiamo visto anche l'ex della partita, Setter, che è stato determinante nel match d'andata, avendo procurato il rigore decisivo per l'1-1. Vedremo se sarà del match anche oggi. Vito, ci salutiamo, le squadre stanno tornando. Sì, salutiamo, devo correggerti, se non era Setter quello che ha procurato il rigore, ma esatto, Florenuscio. Florenuscio, scusa, ho sbagliato. È giusto per questo. Sta entrando Ricci nel Bari, quindi non sono soddisfattissimi del rendimento del primo tempo. Credo che sia uscito Mazzotta, lo vedremo tra poco a sinistra. Quindi Ricci era il titolare anche nella gara contro il Südtirol, fu espulso in quella partita, saltò per questo il match, ha saltato per questo il match di Cagliari. Oggi ritorna in campo dopo il primo tempo al posto di Mazzotta, che è stato il sostituto. A voi. Sì, tra pochissimo, Vito, torneremo naturalmente al nostro collegamento per farci raccontare il secondo tempo di questo Bari Cagliari, come sempre 3 minuti ogni 15, ultima puntata di A Suon di Gol e siamo ansiosi, vogliamo davvero concludere l'annata con la gioia, e per farlo serve una grande interpretazione della seconda metà di gara da parte del Cagliari, che per quanto riguarda invece i 45 minuti già giocati, dobbiamo dire si è preso la sua lauta sufficienza, anche qualcosa in più. Intanto si sblocca ancora l'altro match per decidere le sorti, le composizioni di Serie A e Serie B nel corso del prossimo anno. Spezia e Verona che ha trovato la terza rete grazie a Ngonge, che quindi va a compiere una doppietta in un match sicuramente determinante per la stagione dei gialloblu, mentre per quanto riguarda la partita sono già spariti i raccattapalle, non si vede più nessuno, e il mood sono passati davvero pochissimi secondi, già da qualche istante abbiamo visto che il mood è proprio quello della tranquillità, del chill, dell'amaca. Speriamo di farla cadere con un colpo di vento un po' troppo forte, perché un Cagliari che ci deve provare deve essere spinto dai suoi tifosi che tra l'altro sono accorsi anche in trasferta a Bari, anche in un campo così difficile, per sostenere la squadra, e obiettivamente oltre a Ranieri sono l'altra anima della stagione, Claudio. Sì, l'abbiamo detto molte volte, sono diventati il 12°, a volte anche il 13° uomo in campo. Sono ritornati più carichi di prima. Era da tempo che non si vedeva un'atmosfera così, era da tempo che non si vedevano i tifosi attaccati alla squadra così, anche giustamente direi, e come direi anche giustamente che sono ritornati a tifare la squadra del proprio cuore, chiaramente. E oggi è un'occasione speciale, in quanto occasione
edizione speciale abbiamo anche delle modalità diverse, perché non scrivete al 340 5186 036 per mandare un messaggio WhatsApp, ma mandateci un SMS, così riusciremo a leggerlo in diretta. Ricordo ancora il numero 340 51 86 036. Intanto è partito forte il Bari, che con il nuovo entrato è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Bella triangolazione, Ricci che è andato a colpire quasi a botta sicura davanti a Radunovic. Fortunatamente la sua conclusione si è spenta al lato, ci ha provocato più di un brivido questa azione, perché tra l'altro il Bari si era disteso molto bene ed era stata una delle prime sbavature evidenti della retroguardia rossoblu, che aveva lasciato un giocatore come Ricci tutto solo di andare a concludere. L'arbitro continua con grande interpretazione, adesso si fischia tutto, si è tolto il metodo inglese, si è ritornati a quello italiano, ogni contatto sembra falloso. Andiamo a farci raccontare se effettivamente così è dalla voce di Vittorio Sanna. Sono del parere che tra poco entrerà in campo anche Peppino Edoardo De Filippo in questa partita per fare un po' di sceneggiata napoletana. Poco fa l'ha fatto Esposito, che ha il giusto cognome per tentare di fare una cosa di questo tipo, sul contatto che l'altro arbitro napoletano Guida ha in qualche modo sollecitato. È iniziato il secondo tempo, inizierà quella pantomima che abbiamo visto anche con The Tirol e della quale si è giustamente lamentato Pierpaolo Bisoli, ma abbiamo un tempo intero per fare il gol e mandarli a casa. Azzi porta avanti il pallone, nel frattempo abbiamo rischiato di prenderlo, a dire il vero. Il pallone ancora per Luvumbo, anticipa da parte del Bari, che chiaramente vede più vicino l'obiettivo, quindi magari si rilassa anche un po' di più. Contatto su Azzi che non vale quello precedente, invece fischiata ad Esposito, la palla ruota, il Bari rimane in possesso di palla e tenta di partire a sinistra con Ricci, che ha portato immediatamente il suo pericolo nell'inserimento di poco fa, con palla conclusa al lato alla sinistra del nostro portiere. Pallone all'indietro per Di Cesare, anzi per Vicari. Di Cesare ora, il pallone a destra per Dorval che controlla, ritorna su Di Cesare, eccolo il capitano e difensore centrale del Bari, ruota il pallone, arriva a sinistra dove Ricci tenta ancora di impostare, appoggia centralmente per Maita che vede la posizione di Benedetti ma preferisce ancora ritornare all'indietro su Di Cesare per Dorval che controlla, tiene il possesso di palla, lo attacca a Lella, retropassaggio ancora per Di Cesare, una sorta di melina iniziata già nell'avvio di secondo tempo da parte del Bari, anticipo da parte di un giocatore del Cagliari, si tratta di Dossena che è arrivato fino al centrocampo ma purtroppo non riesce a tenere il possesso di palla, rimessa laterale per il Bari che può quindi ricominciare il suo fraseggio. All'indietro il pallone per Vicari, il controllo e il passaggio centrale ancora per Di Cesare a destra per Dorval che tiene la palla, il Cagliari non pressa e il Bari fa ruotare palla facendo trascorrere i secondi. Dorval all'indietro per Di Cesare, ancora Vicari, siamo a ridosso dell'area di rigore del Bari dove gira il pallone, ancora Ricci tenta il rilancio, palla intercettata e messa in fallo laterale dal Cagliari quando siamo all'inizio del sesto minuto del secondo tempo. Ricordo che lo 0-0 permetterebbe al Bari di arrivare alla massima serie per effetto della migliore posizione in classifica alla fine del campionato. Pallone recuperato a Luvumbo, per l'arbitro non c'è fallo da parte di Maita che è entrato con i due piedi a contrastarlo, lancio avanti nel settore di sinistra, dobbiamo giocare contro 12 e non contro 11, attenzione all'apertura, pallone che attraversa tutto lo specchio dell'area e poi si perde direttamente sul fondo. 5 minuti e 37 nelle piccole cose, già l'arbitro sta facendo il suo, ora rimessa al fondo da parte della squadra rossoblu già effettuata, con Azzi che avanza, si ferma davanti a Benedetti, torna all'indietro cercando Obert che può ancora portare avanti il pallone, ora più alto il tentativo di pressing da parte del Bari con Azzi che ha ancora il possesso di palla, cerca in profondità Luvumbo, l'anticipo su Luvumbo, il pallone che si impenna, la palla recuperata ancora da Azzi, data all'indietro, vediamo se il Cagliari riesce a far decollare l'azione, cambio gioco verso destra dove c'è Zappa ad aspettare, lo stop di Zappa, il pallone portato ancora verso il centro e arbitro che interviene ancora, lui a spezzare il gioco perché c'è Di Cesare a terra, arbitro che interrompe il gioco per soccorrere Di Cesare, non c'è stato nessuno scontro che abbia portato a battere
battere testa o altre cose, l'arbitro ha interrotto comunque il gioco per permettere il soccorso del capitano. Linea allo studio. Sì, davvero una conduzione che non comprendiamo per niente da parte dell'arbitro guida, palla completamente da un'altra parte, scontro che non riguardava la testa, davvero un'interruzione che non c'entra niente, che va ad aiutare il proposito del Bari, che a questo punto continua a perdere il suo tempo. Ogni scontro sarà pantomima, ce la dobbiamo aspettare, sappiamo che sarà così e dobbiamo lottarci contro anche queste ingiustizie, ma obiettivamente l'intenzione del Bari, lo dico a tutti e due ragazzi, è chiara, penso l'abbiate vista anche voi, Claudio. Sì, l'intenzione di una squadra che sa che col pareggio va in Serie A, quindi gioca di astuzia, di furbizia, che poi la vogliamo chiamare astuzia e furbizia. Ti dico che capita, ti dico che può capitare. Da giocatore sono tutte quelle cose a cui sei abituato e ogni secondo diventa fondamentale. Quindi ce lo aspettiamo e non è una sorpresa. Quello che non ti devi aspettare chiaramente è l'atteggiamento dell'arbitro, che deve prendere in mano la situazione. Sì, deve davvero ritornare a guidare la partita, come direbbe, anche come suggerirebbe il suo nome. Per ora lo sta facendo in modo opinabile. Noi intanto ci fermiamo un attimino per lasciare spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo a commentare questo Bari Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Pulcinella, Bastone e Pantalone si staranno davvero divertendo nel vedere l'interpretazione del match da parte della squadra di casa. Ogni contatto è davvero un ottimo pretesto per iniziare una polemica. Anche qualche secondo fa un cross del Cagliari in cui Caprile è stato bravo a svettare dopo un'iniziale deviazione di un uomo sul primo palo, è andato alla Padula a avvicinarsi, Caprile l'ha spinto via e quasi si è lamentato che abbia provato a tentare di prendere il pallone. Legittima la lamentela, Francesco, da parte del portiere? Sì, legittima. In un teatrino di un certo tipo è legittima. Cioè, prima gli dai una spinta, poi gli dici: ma scusa, vuoi provare a prendere la palla? È chiaro, no? La punta non deve provare a prendere la. Guai a lui. Non so che dire, faccio dello spirito semplicemente perché resto stupito da questi atteggiamenti. Però, ripeto, ci sono interpretazioni del calcio che chiaramente, secondo me, dovrebbero essere ormai lasciate ad un'altra realtà, ma comunque, come diceva Claudio, tutto ti può aspettare. Questi si vogliono conquistare ogni secondo, anche con la più stupida perdita di tempo. Ho visto già infatti Azzi lamentarsi del fatto che comunque il raccattapalla non gli passasse la palla che era a 2 centimetri da lui. Quindi continuiamo con questa avversione, dobbiamo essere più forti di tutto. Sì, bisogna andare anche contro i boicottamenti, chiamiamoli così, perché poi effettivamente di questo si tratta. Quando gli si impedisce di giocare al gioco del calcio, e dobbiamo dire che se questa fosse stata l'antica Roma, i 60.000 fossero stati quelli in un Colosseo a godersi lo spettacolo, oggi sarebbero andati via delusi.
e con il prezzo del biglietto non eccesso, visto che i loro beniamini stanno cercando di far di tutto per giocare il meno possibile, per rendere il meno possibile questa una grande parità di calcio, e di conseguenza ancora una volta, come abbiamo ormai ricordato in tantissime occasioni, c'è necessità di zittire questi 60.000 con una prestazione maiuscola che il Cagliari ha provato a imbastire nel corso della prima metà, ma che non è riuscito a concludere con la rete del vantaggio, che sarebbe stata anche meritata per ciò che si è visto in campo nei primi 45 minuti. Un Cagliari che prova a portare i suoi attacchi sia da destra che da sinistra. Dobbiamo dire che oggi sia Azzi che Di Pardo stanno facendo un grande ruolo, un grande lavoro, Claudio. Sì, assolutamente. Azzi e Di Pardo sulle fasce stanno facendo benissimo, stanno dando il loro apporto sia in fase offensiva che difensiva. Tanto bene sta facendo anche Makumbu, che poco fa con una bellissima azione è riuscito a saltare Esposito ed andare alla conclusione forte in porta, poi parata da Caprile. Sì, Makumbu che si sta cercando di mettere in evidenza anche in un ruolo più ampio. Può essere davvero anche oggi la sua giornata, la giornata del suo gol. Tra l'altro mi sa un solo gol per Makumbu quest'anno contro il Cittadella, gol che tra l'altro poi è verso anche dei 3 punti fondamentali agli ultimi minuti, e oggi ripetersi sarebbe davvero straordinario per il giocatore arrivato in estate dal Maribor, e che sta un po' cambiando anche il centrocampo del Cagliari, che probabilmente sarà uno dei punti fermi su cui costruire il Cagliari del futuro. Intanto un Cagliari che quando prova ad attaccare lo fa con grandi accelerazioni e con tanta esplosività, Francesco. Sì, esatto, io vedo dei fraseggi molto, cioè sono veramente sul pezzo. I ragazzi riescono con triangolazioni strette sulla laterale ad arrivare al cross, ne sono arrivati tanti. Pochi minuti fa, è successo pochi istanti fa, possiamo dire di aver visto anche un brutto fallo che ha causato una punizione dalla laterale, e quindi ci siamo, è giusto l'atteggiamento. Diciamo che il più temuto sembrerebbe Luvumbo oggi, che ogni volta che cerca di partire viene esteso, forse anche per non dargli quello spazio che poi porterebbe magari anche una sanzione più lauta, più grande da parte dell'arbitro. Quindi oggi diciamo molto preventivo l'organico del Bari sulla copertura di Zito Luvumbo, che fino a questo momento, quando si è fatto vedere, ha fatto vedere davvero delle ottime cose. Può essere ancora una volta l'eroe, sarebbe davvero fantastico per un giocatore arrivato dall'Angola, che ha avuto anche abbastanza difficoltà nel corso dei suoi trascorsi a Cagliari di riuscire a portarsi a casa un grande ruolo nel computo della promozione del Cagliari, se questa dovesse avvenire per quanto riguarda questo match con il Bari. Intanto qualche istante fa l'arbitro ha finalmente deciso di mettere freno alle iniziative scorrette del Bari, ha ammonito per simulazione Dorval, aveva provato con un bel contropiede il Bari a distendersi 2 contro 3. Dorval non ha subito assolutamente fallo, si è lanciato in terra e guida. Forse si inizia a indispettire per questo atteggiamento, Claudio. Sì, assolutamente, infatti ci siamo spaventati subito come ha fischiato il fallo, e siamo stati un po' prevenuti in questo caso. Invece è stato bravissimo ad ammonire Dorval. Adesso c'è un rosso, c'è stato un rosso? Sì, per un componente della panchina del Bari. Vedremo chi è stato selezionato, probabilmente uno dei dirigenti che si è lamentato. Ci manca solo che si lamenti davvero con l'arbitro la panchina del Bari dopo la conduzione fino a questo momento, soprattutto la gestione della perdita di tempo. Ma il nervosismo da parte loro può essere solo un fattore in più per il Cagliari, che deve provare a offendere con le armi di cui è disposto, e che in questo secondo tempo sta avendo un po' più di difficoltà a estendersi, forse perché anche il Bari oltre ad addormentare la partita cerca di ripartire molto forte. Quello è che quando spezzetti il gioco così tanto, anche con dei piccoli falli, delle trattenute, palle fuori che ti arrivano dopo qualche secondo, comunque vai a spezzare un ritmo partita, e di conseguenza vai a scemare quelle che sono le tue pressioni e le tue azioni. Ma nonostante questo, ogni volta che ci proviamo facciamo male, con Luvumbo, con Azzi, con Di Pardo. Forse è poco ricercato la Padula in fase centrale. C'è un motivo: i 2 difensori centrali lo prendono, uno copre, l'altro uno marca, l'altro copre, e lo stanno facendo bene. Ci stiamo provando di più forse da palle laterali,
tu hai detto prima, sfortunatamente non siamo in vantaggio, ti do ragione, perché sarebbe dovuto essere diverso il risultato a questo punto. Sì, soprattutto per quello visto nel corso della prima metà, un Cagliari che ha sicuramente meritato, ma che in questo secondo tempo deve fare qualcosa in più, perché non c'è davvero altra scappatoia. Intanto davvero lo stadio, le immagini che noi riusciamo a vedere sono palesemente alla ricerca della grande festa barese, della grande gioia sugli spalti, e oggi più che mai il Grinch che alberga dentro di noi vuole vedere solo delusione, vuole vedere tristezza nei volti inquadrati, perché davvero siamo chiamati a trovare un'impresa in un campo ostico, in un'arena che grida i nomi dei nostri carnefici, ma che davvero dobbiamo cercare di interpretare al meglio. Dobbiamo prendere come uno stimolo per riuscire ancora di più a imprimere il nome a caratteri cubitali nella storia del Cagliari che ci prova e che non ha ancora cambiato niente. Pensate ragazzi che sia lì il momento del cambio, perché poi effettivamente è passato quasi più di un quarto d'ora nel corso della seconda metà. Penso di sì, penso che a minuti dovrà cambiare qualcosa, perché magari qualcuno stanco, ricordiamoci che i ragazzi hanno speso tanto nell'arco di questo mese, quindi di conseguenza devi per forza di cose fare qualche cambio. Ripeto, io vedrei bene Mancosu, il campo è grande, hai spazio, lui sa dove muoversi e quando muoversi, e poi quando riceve palla è bravissimo, quindi un cambio del genere potrebbe essere importante, anche perché ripetiamo, il pareggio è a favore del Bari, a questo punto magari anche due a centrocampo magari non ti servono più, devi tentare, forse troppo presto, non lo so, ma devi tentare quasi il tutto per tutto. Di Cesare ha iniziato a arrancare qualche istante or sono, si perde dell'altro tempo, noi diamo la linea a Vittorio Sanna solo se effettivamente poi il gioco è ripreso. Vitto? Sì, c'è il cambio, c'è un doppio cambio nel Bari su 2 minuti che il gioco è fermo praticamente tra una cosa e l'altra, ed è un po' la pantomima che dobbiamo aspettarci. Bisogna capire quanto Guida consentirà a quello che è già successo contro il Sud-Tirol, o se invece interverrà per spezzare un po' quello che sta succedendo. Zuzek in campo per Di Cesare e Setter per Esposito, questo è il doppio cambio che è stato chiamato dal Bari, quindi fuori Esposito dentro Setter, un maggiore peso in attacco per il Bari, con invece Zuzek che è molto più agile di Cesare. Esce piano piano Esposito, lui sì che di teatro napoletano se ne intende, e lo fa con grandissima calma, incrociando ora con Setter, ed è passato da quando mi avete dato la linea un ulteriore minuto, quindi non si giocava da 2 minuti e questo è il terzo, per capire un po' che tempi vengono utilizzati tra un intervento e l'altro, e che, ripeto, è già capitato contro il Sud-Tirol, tanto che Bisoli era furente alla fine della partita. Non è ripreso ancora il gioco e siamo un minuto oltre il momento in cui mi avete dato la linea, ancora per avere una chiave di lettura. Calcio Caprile, il pallone al di là della linea del campo, il colpo di testa di Dossena alza la palla a campanile Maiello, il colpo di testa in ribattuta, la palla nella zona in cui c'è Ricci per Maita che è diventato il capitano, il passaggio laterale ancora per Ricci, ritorna all'indietro Ricci, si ricorda che deve fare Melina e quindi pallone per Dorval nel settore destro, Dorval che controlla, avanza, poi appoggia in direzione di Benedetti che rende ancora all'indietro, Dorval è in vantaggio, va ancora all'indietro su Zuzek, il pallone è toccato per Dorval, pressing anche alto ora del Cagliari, Dorval che allontana, l'intervento in chiusura da parte della squadra rossoblu, Macumbu, lo scambio volante con un compagno, il pallone che però non ritorna a destinazione, lo cattura il Bari, siamo al 65esimo minuto, il passaggio verso Maiello che rende a sinistra per Ricci che poi prolunga ancora, c'è il tentativo di distendersi ora del Bari nella zona di Setter, indietreggia Setter, ritorna all'indietro su Benedetti che può accelerare, appoggia a destra per Dorval che tiene il possesso della palla, si sovrappone ancora un giocatore, c'è la palla in avanti alla ricerca di Setter che tocca ancora per Benedetti che tenta il dribbling, vi riesce all'indirizzo di Arsi che tocca per ultimo, sarà calcio d'angolo per il Bari, 65 minuti 25 secondi, angolo per il Bari in questa azione d'attacco che la squadra di casa ha tentato di portare, spezzando un po' il gioco a far passare il tempo, in questo caso ha accelerato un po' di più e ha ripreso a giocare al calcio.
calcio d'angolo che sarà battuto da Sise Radunovic, tutto pronto con Luvumbo che si tiene invece lontano dall'area e tiene due giocatori addosso a sé. È pronto per l'angolo, in questo caso si trattava di Moracchioli, pallone catturato dal Cagliari che può ripartire, attenzione Makumbu per Luvumbo che perde il pallone, lo recupera e poi tenta di andare in dribbling in velocità, ancora Luvumbo viene travolto dall'avversario, arriva Makumbu, porta avanti lui il pallone, ancora il possesso di palla con l'arbitro che poi ritorna sui suoi passi e ammonisce Maita. Finalmente sarebbe stata la seconda ammonizione. Fuori tutti e due sono trattenuti a terra, di sicuro viene ammonito Maita, aveva applicato la norma del vantaggio all'arbitro, forse anche Luvumbo, non lo so se anche Luvumbo, tutti e due ammoniti perché poi si sono presi una volta a terra. Linea allo studio. E quindi è questa la decisione di guida nel frangente, il giallo per entrambi, non si sceglie, o tutti e due o nessuno. Vedremo un po' se effettivamente poi è stato punito anche l'angolano, ve lo confermeremo a brevissimo, ma un Cagliari che ci deve provare, sì, sembrerebbe proprio così. Ammonito anche Zito Luvumbo, davvero anche questa scelta, Francesco, dici tu perché vedo la tua faccia più corrucciata, mettiamola così. Ma non lo so, un giocatore sta portando palla, scarica palla, gli salta uno addosso. È vero che probabilmente Luvumbo si voleva semplicemente alzare per riprendere con velocità la zona d'attacco. Quindi continuo a non capire perché poi alla fine ammonisci due giocatori quando è evidente che uno scappa in continuazione e l'altro lo deve inseguire e trattenere in ogni modo. Sì, è arrivato qualche istante, qualche giro d'orologio fa il momento dei cambi. Ranieri mette il tutto per tutto dentro Mancosu e Prelec, Claudio per Lella e Di Pardo. Sì, per Lella e Di Pardo. Sicuramente ora ci metteremo col 4-3-1-2 con Luvumbo e De Jong terminali offensivi, Mancosu dietro le punte. Sì, davvero probabile questa formazione con Marco Mancosu che potrà portare sicuramente tanta qualità, soprattutto nelle fasi finali dell'avanzata del Cagliari con i suoi cross. Già all'andata la pennellata per la Padula era stata deliziosa, aveva portato al vantaggio del Cagliari palloni che ormai sono merce rara, sono da collezionisti quasi per quanto riguarda il San Nicola, e il Cagliari deve fare buon uso di quelli che ha senza sprecarli mandandoli fuori, perché poi effettivamente per riprendere il gioco ci vuole sempre una vita intera e così andando si perde tanto di quel tempo disponibile per poi andare a cercare di acciuffare il pareggio, un pareggio che fino a questo momento sta reggendo, ma anzi cosa il pareggio, per andare a acciuffare la vittoria. Davvero il giallo per Luvumbo è imbarazzante perché l'altro gioco si picchiano in maniera davvero bambinesca, quasi mani in faccia da parte di Maita per quanto riguarda Luvumbo. È giallo per entrambi, ma delle situazioni davvero che ci allontanano da quello che è il calcio che vogliamo vedere in TV, Claudio. Sì, ti innervosisce. Ti innervosisce in modo causativo. Cosa fai? Ti fanno il fallo, devi subire il fallo, così il giallo rimane solo a Maita. Però stiamo parlando di un ragazzo, di una finale, di energie spese, energie mentali spese, quindi puoi cadere in queste provocazioni. Dobbiamo essere veramente più forti di tutto e tutti, soprattutto dal punto di vista mentale, perché c'è molto tempo e va tutto a nostro svantaggio cadere in queste provocazioni. Sì, provocazioni che il Bari sta facendo davvero in toto, sta cercando di ampliare alla massima potenza per distrarre anche l'obiettivo dalla mente del Cagliari. Un Bari che con Duval qualche minuto fa è andato all'ennesimo fallo su Luvumbo. Deve stare attento Duval perché in una partita in cui tutti i falli contano, l'ammonizione più già 2 falli commessi, uno tra l'altro anche abbastanza tattico per non far ripartire il Cagliari, possono essere pericolosi. Per quanto riguarda il proseguo del match, i nervi stanno ormai saltando, sembra davvero che l'arbitro non abbia per niente in mano la gara, perché gli animi sono sempre più caldi e le situazioni dubbiose sono sempre di più con gli uomini del Bari che ogni volta sono a terra, Claudio.
Sì, Io ti cedo la palla perché non so più come commentare senza scadere nell'essere un po' poco calmo, mettiamola così, perché comunque da tifoso una parità del genere è importante, vedere un atteggiamento così antisportivo da parte degli avversari, che hanno il favore del pronostico, hanno il favore di tutto, hanno il favore del posizionamento, del risultato, davvero bambinesco, e ti dà ancora più quella voglia di andare a ciuffare il risultato. Scusa l'interruzione. Sì, esatto, infatti ti deve dare ancora di più quella voglia. Io mi metto nei panni chiaramente dei giocatori del Bari e sto facendo quello che devo fare, perché tu lì alla fine non vedi più quella che è magari la sportività, magari è una parola esagerata, però usi tutte le armi possibili. Perché? Perché in Italia siamo abituati così, in altri paesi del mondo questo non accade, non succede questo. Se sei in una situazione di vantaggio dato dalla classifica eccetera, non hai l'abitudine di giocartela così, ma hai l'abitudine di giocarti una partita. Quindi siamo abituati a questo tipo di situazioni, perché il calcio italiano è fatto anche di questo, di questa furbizia. Ora, quello di far sparire i palloni nei raccattapalli si vede in terza categoria, in seconda categoria, non è una cosa che dovresti vedere in Serie B, quello sì. Il resto, quando prendi fallo sei a terra qualche secondo in più, appena ti toccano vai a terra qualche secondo in più, ripeto, deve essere l'arbitro ad avere il polso della partita. Più che altro la cosa, sai, dal primo punto di vista, la cosa dei raccattapalle che spariscono è una cosa abbastanza comune e sono assolutamente d'accordo con il tuo discorso. La cosa che fa un po' storcere il naso è il fatto che spariscano dall'inizio del secondo tempo e che continuino imperterriti a non dare palloni, con un arbitro che guarda davvero inerme, senza voler intervenire, un arbitro che sta fischiando davvero ogni contatto per quanto riguarda soprattutto il favore della squadra di casa, che in questo momento starebbe conquistando la promozione in Serie A. In questo momento il Bari con questo 0-0 sarebbe in Serie A, ma mancano ancora circa 20 minuti, qualcosa di meno, per cercare di cambiare questo risultato. Dobbiamo dire tanta attesa, tanto spezzettamento in questo secondo tempo, che come quello con Suttirò si sta rivelando davvero un tempo d'attesa, di cercare di sfruttare al meglio qualsiasi sia l'occasione che arriva. Intanto un altro cambio da parte nello scacchiere del Bari. Claudio, chi è entrato? Non ho visto, è entrato Molina. Moracchioli, se non sbaglio. Esatto. Moracchioli che ha fatto una buona partita, mi stava uscendo una parola. Era una bella spina nel fianco, diciamo. Sì, è davvero un giocatore che abbiamo dovuto tenere d'occhio con tanta precisione, ma davvero il gioco continua a essere interrotto. Continua a essere interrotto 6 anni prima, e davvero i nervi iniziano a saltare, perché anche se poi effettivamente la decisione è corretta, bisogna darli anche coi tempi giusti, perché si sprecano energie, si sprecano tecniche, perché poi l'attaccante, quando va l'1 contro 1, ha anche il suo arsenale, se lo mostra tutto e subito, diciamo che può essere anche più difficoltoso, non è proprio corretto per quanto riguarda gli interpreti in campo. Il gioco è ormai spezzettato, piano piano, ogni 2 minuti si gioca qualche pallone. È arrivato anche un provvedimento qualche minuto fa per un componente della panchina del Cagliari che è stato espulso. Gli animi si stanno sempre più accendendo e la partita sta diventando ancora di più una lotta sulle seconde palle, e le tattiche stanno piano piano andando via, Francesco. È vero, è difficilissimo districarsi in questa realtà e continuano imperterriti in questa ricerca di spezzettamento. Questa è un'organizzazione mirata proprio a questo tipo di atteggiamento. Come diceva Claudio, purtroppo fa parte anche della cultura italiana. Se vogliamo cambiarla dobbiamo cominciare a ragionare in modo diverso fin dalla scuola calcio, fin dal settore giovanile, perché questo non è esattamente il calcio che vogliamo vedere. In realtà abbiamo visto 25 minuti di spezzettamenti costanti, di ricerca di un pallone che va fuori perché non te lo danno più. Niente, dobbiamo sfruttare tutto quello che ci capita. In qualsiasi situazione dobbiamo essere cattivissimi ed riuscire a
a incidere sì. sul risultato, perché effettivamente se lo merita un po' il Bari di subire questo gol, come se lo merita l'arbitro che sta ha depennato norma del vantaggio dal suo vocabolario oggi. L'arbitro, non esiste che l'azione venga fatta continuare e il giocatore venga ammonito in un secondo momento, si deve fermare il gioco, perché il tema tattico della partita è questo e sarebbe davvero un peccato se ciò non uscisse. È un Cagliari che intanto con le punizioni date in ritardo che bloccano altre azioni ci è andato vicino al gol qualche istante or sono. Bellissimo l'ennesimo cross di Mancosu, Dossena ha staccato davvero bene dentro l'area, purtroppo la sua conclusione non è riuscita a impensierire il portiere ospite. Noi ci fermiamo un attimino per l'ultima delle nostre pubblicità e poi torniamo per raccontare gli ultimi minuti dell'ultima partita, gli ultimi minuti di questo Bari Cagliari. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Esiste davvero un dentista delicato a Cagliari? Ma certo, lo studio odontoiatrico White, con la sua odontoiatria mini-invasiva, sarà in grado di restituirti il sorriso perduto senza dolore e senza stress, anche se hai sempre avuto paura del dentista. Siamo a Cagliari, in via Italia 161. Studio odontoiatrico White, telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Da Diva Salotti la qualità è in pronta consegna e il risparmio è immediato. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani e poltrone in Sardegna. Diva Salotti a Sestu, ex strada statale 131, chilometro 10,500, fronte Pittarello. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità. Aperto la domenica pomeriggio. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Prendiamo la linea per tornare in diretta dalla Corte del Sole, ma riceviamo subito dopo per andare invece a sentire come va la partita alla voce di Vittorio. Dove va il non calcio, perché qui non si gioca il calcio, interruzioni continue, meline, finte e poi ripartenze, falli laterali inesistenti, insomma di tutto sta capitando. Il non calcio che avevo già visto nella partita contro il Sud Tirol, che aveva messo in campo questo Bari, che rappresenta veramente la negazione del calcio. La rimessa con le mani per il Cagliari in zona d'attacco, ci vorrebbe veramente un gol all'ultimo pallone per vedere come la prendono. La rimessa con le mani di Azzi, il pallone per Luvumbo che tenta di farsi largo, non passa, pallone in avanti per il nuovo entrato Fonoluccio al posto di Setter. Anche Fonoluccio si lascia andare in una drammatica caduta e l'arbitro non gli fischia il fallo e Fonoluccio gli punta il dito e lui gioca nel Napoli, quindi stai attenti a chi comanda De Laurentiis in questo caso. La rimessa con le mani di Azzi che va a cercare immediatamente Mancosu gli lascia sfilare il pallone, però poi non lo trova più, recupera ancora la parte del Bari che riparte con Khedira, ecco che con l'esterno cerca Fonoluccio e il solito Dessena che chiude, dando poi all'indietro per il proprio portiere. Crampi per Dossena che si tiene la punta del piede, speriamo non sia nulla di grave. Il pallone è ancora giocato per Deiola, e adesso che ci vuole il colpo di Reni, quando poi non ne hai più e devi con lo spirito di sopravvivenza cercare la grande impresa. Mancosu che tenta il cross, il pallone viene smorzato, ancora l'intervento di Prelec che perde il pallone, non è il primo, il pallone che viene poi proposto a Fonoluccio per il contropiede nel settore di sinistra. Fonoluccio che porta palla, lo affronta
a De Iola, ancora Floluscio, c'è anche De Sena alle spalle di De Iola, il cross a cercare Khedira, la palla messa sui piedi di Makumbu, palleggio a superare l'avversario, ancora Makumbu, la palla a destra. Ora le squadre sono stanche e bisogna approfittare anche noi di questo, perché è alla quarta partita anche il Bari. Il pallone adesso per Makumbu che si porta verso il centro, cambia gioco verso sinistra cercando in questo caso Azzi, 10 minuti alla fine, il pallone per Luvumbo, Makumbu che si propone, Luvumbo che dà passaggio sporco, lo stop poi di Obert che mette ordine ritornando sul portiere Radunovic, il controllo di Radunovic che porta il pallone ancora all'indietro all'esterno dell'area per poi battere lungo nella zona di Luvumbo, il controllo di Dorval che stoppa, controlla e porta avanti, ancora Dorval che cerca un varco, va a cercare Khedira che non ne ha più, il pallone giocato quindi al Cagliari, il tocco di Mancosu a destra per la corsa di Zappa che si propone, Zappa dentro per Prelec, il cross di Prelec è arretrato, non c'è nessuno, il pallone è alzato a campanile, esce Caprile, si impenna il pallone, va la Padula, la palla è ancora nella zona di Zappa in palleggio ancora alla ricerca di un compagno, poi il passaggio per De Iola, il destro che attraversa tutta l'area e si perde sul fondo. Bisogna fargli gol e fargli zittire tutti in questi ultimi minuti finali lì nello studio. Eh sì, è questa la missione che il Cagliari si propone nel tempo che manca per quanto riguarda la fine di questa stagione di Serie B. Ultimo match, ultimi meno di 10 minuti alla fine, più recupero, davvero un Cagliari che ci sta provando in ogni modo e che con tutti i suoi interpreti cerca di portare dei problemi alla retroguardia avversaria. Crediamo che in questo finale di tempo ci sarà spazio anche per altri attaccanti, perché a questo punto non c'è più nulla da perdere, bisogna riversarsi in avanti con tutta la forza che si dispone e cercare di trovare il gol che vorrebbe dire promozione per il Cagliari in un San Nicola che invece è già pronto a festeggiare, anzi ha già iniziato a festeggiare la promozione da prima del match, quasi dal gol della settimana scorsa di Antenucci, perché nessuno penso a Bari creda nella vittoria del Cagliari, un Cagliari che ha deciso di utilizzare anche le ultime sue carte, il tutto per tutto, fuori Dossena e Azzi per Barreca e Viola, quindi cambia il terzino con praticamente Azzi che esce per far posto a Barreca, ma soprattutto esce Dossena un po' acciaccato e negli ultimi minuti sarà assalto con praticamente due terzini a formare la coppia difensiva, forse addirittura De Iola a cui viene chiesto un lavoro del genere. Claudio? Sì, De Iola ha abbassato una linea difensiva con Makumbu e Viola che si occupano del centrocampo, Mancosu, Prelec, La Padula e Luvumbo davanti. Dobbiamo crederci perché si può fare. Negli ultimi minuti sta guidando un pochino meglio il match, bisogna essere bravi a non far uscire fuori la palla, ma vorrei fare un applauso a questi ragazzi arrivati a questo punto perché stanno disputando una partita veramente contro tutto e tutti in maniera esemplare. Ci vorrebbe veramente il gol che zittisce i 60.000 più uno, l'uomo visto di giallo quest'oggi. Sì, è un 60.000 che in questo momento starà esultando, starà incitando i suoi a finire la missione che fino a questo momento si è rivelata vincente. Bari che tra l'altro già dal 77esimo ha iniziato a difendere palla dal calcio d'angolo, tenta in tutti i modi di guadagnare secondi preziosi che lo separano dal finale. Un Bari che ci prova soprattutto con tiri improvvisi per chiudere definitivamente il discorso e consegnare ai suoi tifosi una promozione in Serie A che sarebbe storica per quanto riguarda questa città. Ci ha provato qualche istante fa ancora la squadra di casa, Foloruscio con un tiro a giro secondo palo, fortunatamente ha preso soltanto la traversa, ma è normale anche subire questo tipo di azioni, anzi addirittura a palo. Davvero un bel tiro, Claudio, Francesco da parte di Floruscio. Ma non peraltro, ha spostato il pallone e tirato una sberla, praticamente è andata sotto l'incrocio dei pali di qualche centimetro, ma è l'esecuzione più rapida che garantisce l'opportunità di andare in gol. È andata bene, però diciamo che la prima vera situazione di pericolo
e sta arrivando a 5-6 minuti dalla fine, perché 10 minuti fa forse, ma neanche, il portiere Caprile ha ripetuto un intervento di difficoltà elevata sul colpo di testa di Dossena. Sì. È stato un intervento allucinante anche quello, perché era un arretramento con palla che scivola sul terreno ed è riuscito a toglierla, quindi niente, ci abbiamo provato fino in fondo, adesso vediamo di dare fondo alle ultime energie. E il recupero dovrà per forza di cose essere grande, ampio e rumoroso per quanto riguarda il Cagliari, che dovrà tentare di andare all'assalto del gol, che vorrebbe dire Serie A in questo campionato di cadetteria che fino a questo momento l'ha portato alla finale playoff, a giocarsi questa partita a Bari, un campionato iniziato nel peggiore dei modi, che piano piano è tornato a riprendere forma per quanto riguarda la squadra rossoblù, che però adesso deve chiudere la missione, deve arrivare alla fine, perché sennò è stato un po' inutile tutto quello visto prima. Certo, abbiamo già detto, e sarà sicuramente una base di partenza per il futuro, speriamo un futuro nella prima serie con un Bari che invece dovrà restare a fare le pantomime in B. Questo è l'augurio che abbiamo nel cuore, che speriamo di poter vedere realizzato nel corso degli ultimi minuti che ci separano dalla fine della partita. Crampi per tanti giocatori del Bari, pensiamo a un Toto recupero. Francesco, dimmi prima la tua impressione, poi passiamo a Claudio. Toto recupero nel senso... Quanto dà il recupero? Guarda, se non sono almeno 6 minuti sarebbe il colmo, perché noi abbiamo fatto 1, 2, 3... 5 cambi, ne hanno fatto 3 o 4 anche loro, se non 5. Ci sono stati dei momenti di interruzione legati a Setter, che ha perso almeno 2 minuti in quella, almeno 6-7 minuti sicuri. Guarda, penso forse anche qualcosa in più per quanto riguarda la mia valutazione, che dirò dopo Claudio. Di Claudio? Anch'io penso dai 6 agli 8 minuti. C'è stato Vittorio che ci ha ricordato proprio in diretta almeno i 3 minuti persi per un'azione che non ricordo quale, quindi dovrebbero essere giusti da almeno gli 8 minuti. Sì, anche io sono d'accordo con gli 8 minuti, vedo come la soluzione migliore per dare anche un po' di giustizia alle tante perdite di tempo viste oggi. Intanto cambia un fattore in quel di Bari, perché scende la pioggia sul San Nicola, e vedremo se in questi ultimi minuti potrà essere uno dei motivi di stravolgimenti e sorprese per quanto riguarda il risultato finale di un Cagliari che sta cercando di arrivare al gol, di arrivare alla rete, che sarebbe fondamentale per quanto riguarda la sua stagione. C'è stato un brutto intervento su Viola a centrocampo, Viola che a questo punto si potrebbe trasformare con un bel cross, una bella punizione, nell'eroe della giornata. Claudio? Sì, assolutamente, lui ha un mancino incredibile, quindi lo so che è difficile, ma avere la capacità mentale di riuscire a prendersi qualche punizione dal limite, almeno una punizione. Lui col suo sinistro, Mancoso con il suo destro. Ci serve l'episodio dobbiamo andare a cercare in questi minuti che ci separano. Io davvero ho sentimenti contrastanti, perché contemporaneamente non vorrei finisse questa partita visto il risultato, soprattutto in questo momento, ma contemporaneamente voglio andare a sentire la cronaca di Vittorio, che mi racconta questi minuti finali di un Bari Cagliari che sta avvolgendo piano piano alla sua conclusione. Sempre meno i giri di lancetta che ci separano dall'indicazione del recupero. Intanto vi diamo degli aggiornamenti sull'altra partita che conta per la Serie A e la Serie B della prossima stagione, quella tra Spezia e Verona. Risultato parziale ancora sul 3-1, ma Verona che è in 10 per il fallo di mano di Faraoni, che ha portato a rosso per l'autore del gol nonché capitano degli Scaligeri, mentre ha sbagliato però il rigore Inzola, e quindi il risultato che rimane sul 3-1, ma Spezia con un uomo in più quando manca circa un quarto d'ora al termine del match. Ultimo cambio per quanto riguarda il Cagliari, entra Pavoletti, entrato qualche minuto or sono, anzi un giro di lancetta fa circa, Pavoletti al posto dell'ammonito Luvumbo, 15 centimetri per i mischioni, esperienza per quanto riguarda le azioni confuse al centro dell'area, ma la cosa più importante sicuramente è riprendere a giocare, perché da quando vi abbiamo detto che il gioco era stato interrotto non si è ancora dato un calcio al pallone, e non sembra ci siano l'intenzione di riniziare in modo rapido questa partita che sta volgendo al termine. Siamo là, ragazzi, siamo là, sì. Siamo pronti per vivere questi momenti con un Bari che è davvero l'incarnazione di tutto ciò che il
Cagliari deve superare per completare il suo processo di crescita, per completare quell'evoluzione che ha avuto durante l'anno, e deve farlo in questi minuti che mancano con uno 0-0 che sarebbe a favore della squadra di casa. Bisogna ribaltare la sensazione, bisogna ribaltare la gioia dei pugliesi, e per farlo c'è sempre meno tempo, ma noi ci affidiamo alla voce per entrare dentro Bari, per dare una spinta ai nostri. Andiamo da Vittorio Sanna. E vediamo il tempo di recupero, che farà probabilmente capire già come andrà a finire la partita. 6 minuti di recupero sono veramente un'inerzia rispetto ai quarto d'ora che sono stati spesi, che sono stati mancati. Il Bari doveva andare in Serie A e solamente un miracolo del Cagliari può evitarlo, perché è scritto nelle carte ufficiali, è scritta nel destino che gli è stato attribuito, che il Bari doveva andare in Serie A, perché anche col Sottirolo ha fatto una partita di questa oscenità negli ultimi 20 minuti, non giocando al calcio. Avanza Barreca, dobbiamo fare da giustizieri, da angelo giustiziere di questa squadra, che è non calcio, interessi corrotti e un po' tutto. Attenzione, il lancio da parte di Zappa, il pallone in avanti, una spinta su Pavoletti, l'arbitro invita a rialzarsi, Mancosu all'indietro, il cross all'interno ancora verso la Padula, il colpo di testa, il pallone che si impenna, si piazza Viola, stoppa la palla, la cede per il cross a Zappa che cross all'interno, esce Caprile, Viola dentro l'area, non riesce a colpire e l'arbitro gli fischia una punizione contro del tutto inventata, poi estrae il cartellino giallo a un giocatore del Cagliari, minaccia tutti, io decido chi va in Serie A, gli dice Guida Mancosu, e in effetti era stato già deciso, perché questi cartellini sono lo specchio del fatto che l'arbitro deve portare a punto il suo sporco compito. Tutto come diceva in un celebre film, sei solamente tesserino, com'è che diceva nel famoso film Robert De Niro? Esatto, chiacchiere e tesserino. Anche in questo caso Guida è tutto chiacchiere e tesserino, perché è distintivo, non era chiacchiere e tesserino, era distintivo, chiacchiere e distintivo. Ecco che per difendere la sua posizione che non è certo una posizione corrotta, dice che fa vedere il suo distintivo e cerca di salvare la cosa. Non guarda quello che succede alle sue spalle, con il portiere che porta il pallone, che lo spedisce ora per terra, che dice che l'arbitro prolungherà un ulteriore minuto e siamo a 7, ma ne avrebbe dovuto recuperare 12 solamente fino adesso, perché questo che recupera lo sta già perdendo il portiere del Bari. 92 minuti, ne mancano 4 alla fine, anzi 4 e mezzo alla fine. Il rilancio di Caprile, bisogna trovare la puntura in questo finale per far del male. Il pallone è finito sul fondo, spariti tutti i raccattapalle, ne arriva Oloncampo, uno e Obert lo manda via perché nel frattempo lo ha recuperato Radunovic. Il pallone in avanti di Obert che avanza portando palla, cede lateralmente a De Iola, posizione centrale, calcia De Iola in avanti a cercare Pavoletti, il colpo di testa di Pavoletti a cercare Mancosu, pallone spazzato via, e a Bari questo è calcio, perché godono tutti, questo è il calcio secondo loro. La rimessa con le mani per il Cagliari quando mancano 4 minuti alla fine, la rimessa in gioco con la palla all'indietro, il controllo verso Obert che dà ancora una volta a Makumbu con una finta stende un avversario e poi dà ancora a De Iola che può allargare, lo fa verso Zappa, tutti i giocatori del Cagliari dentro l'area, Zappa deve riuscire a crossare, subito l'avversario, sposta il pallone, mette dentro, Pavoletti! Gol! 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 Leonardo Pavoletti sconfigge l'anticalcio, l'anticristo sconfigge i poteri forti, il gol di Pavoletti che porta il Cagliari in vantaggio al 94esimo minuto, a 3 minuti alla fine. Leonardo Pavoletti, il cross all'interno, la palla dentro l'area, Pavoletti che si libera l'avversario e con il piatto sinistro porta il Cagliari in paradiso, il cross a destra, Pavoletti che
realizza una favola dentro la favola, il pallone sul secondo palo, il piatto sinistro, non di testa per mettere dentro il pallone dell'1-0 che vale la promozione. Mancano 2 minuti e 45, Ranieri chiama tutti a mantenere la testa in questo finale. Il Bari zittito a San Nicola. Ormai 2 minuti, forse 3 alla fine, il gol di Pavoletti che ha portato il Cagliari in vantaggio. Bisogna difendere questo gol che vale la Serie A, bisogna difenderlo a denti stretti. Stanno diventando tutti eroi, devono capire che si stanno incarnando in quelli che sono gli dei dell'Olimpo, non sono più dei calciatori, sono degli eroi e devono difendere il loro spirito eroico. Lancio avanti, il pallone al limite dell'area, il colpo di testa a ribattere nella zona in cui il Bari recupera con Ricci, ma c'è Macumbu, pallone portato avanti da Maita che tenta di trovare un varco chiuso, non entra dentro l'area, pallone lungo a cercare la ripresa, Cagliari che non ottiene il pallone, quindi ancora passaggio a sinistra, sfugge ai giocatori del Bari, rilancio lungo il fallo laterale, 96esimo minuto, 1 minuto e 45, forse si recupererà ancora un altro, pallone avanti, esce Radunovic con il pugno, riesce a ribattere, poi Pavoletti a difendere il pallone, arriva Dorval nel duello con Viola, Dorval che porta il pallone sulla destra, Mancosu che lo marca, Viola che lo chiude e riesce a spazzare via, ora sì il Bari cerca il pallone. Ne arrivano 3, 95-40 con Dorval che potrà andare a rimettere il pallone dentro l'area. Attenzione, 1 minuto e 15, forse 2 perché se ne recupera una per la Gioia, pallone dentro l'area, il colpo di testa in ribattuta e il fischio dell'arbitro che segna il calcio di punizione del Cagliari. Basterà perdere 1/10 del tempo che ha perso il Bari per arrivare in Serie A. Protestano tutti, Guida ha attribuito il calcio di punizione alla squadra cagliaritana dopo la ribattuta di Deiola per la spinta subita da Barreca, calcio di punizione dentro l'area, il 96esimo è andato via, Mignani si tiene le mani sui capelli, se avessi insegnato calcio invece che anticalcio forse non starebbe adesso tremando come sta tremando, laddove avevamo detto fin dall'inizio. Batte Radunovic, 96-22, la palla nella zona in il colpo di testa di Prelec, poi ancora la palla ribattuta, colpisce al volo di Iola e manda direttamente sul fondo, 96-30, 90 secondi alla fine, il pallone che verrà battuto ancora dal Bari col colpo di testa in avanti, palla ribattuta da Khedira, va Radunovic, si lascia sfuggire il pallone, Khedira mette il centro, il Cagliari riesce a salvarsi in qualche modo col brivido, 96-48, il 97esimo sta finendo, sbrucia tutto a Bari, giusto così, il pallone avanti, il Cagliari in Serie A, il Cagliari in Serie A, Ranieri ha centrato la storia, entra nell'Olimpo, riesce in un miracolo straordinario, riesce a capovolgere il destino, riesce a non far cancellare il suo grande ricordo, il Cagliari è in Serie A, un miracolo sportivo, un miracolo vero, il miracolo di un uomo che si è comportato da uomo, che non ha cercato altro che essere un grande uomo e che piange da uomo in questo finale di gara, piange da uomo perché ha accettato una sfida con se stesso 30 anni dopo e ha vinta questa sfida prendendosi sulle spalle un'isola, diventando il condottiero di un'isola, andando ad affiancarsi a un mito come Gigi Riva. Lo possiamo dire che questa grande impresa dei Ranieri vale veramente l'ingresso nell'Olimpo, è un grandissimo risultato, è un miracolo sportivo, è una cosa incredibile, è il valore dello sport che primeggia sui valori e gli interessi, è il Cagliari che vince, è il Cagliari che lo rappresenta contro tutti e contro tutto, la Sardegna dei banditi, la Sardegna dei pastori, la Sardegna dei quattro mori che batte tutti, che sconfigge tutti e che ritorna in Serie A grazie a questo grande, immenso maestro. 1-0 con il gol di Pavoletti, un altro simbolo della sofferenza, un altro simbolo di una stagione che era stata per lui tormentata, arrivava dal delirio, dall'essere un morto in campo, come talvolta abbiamo dovuto dire per le sue prove incolori, ma poi alla fine anche i morti riemergono quando c'è da salvare l'anima, e in questo caso Leonardo Pavoletti al momento opportuno ci ha messo il suo piede sinistro per portare il Cagliari in alto.
per ringraziare un popolo intero di quello che è il calore. È una giornata indimenticabile per la Sardegna, una giornata straordinaria per la nostra isola, è un simbolo particolare perché dimostra che quando si vuole, se facciamo gruppo, se stiamo uniti, se diventiamo squadra, non abbiamo paura di nessuno e neanche dei poteri forti che si mettono insieme per cercare di negarti quello che invece è un risultato sportivo. Oggi è giusto che tutti i sardi piangano, che tutti i sardi si commuovono, perché questa è un'impresa storica straordinaria, è un'impresa calcistica ma che simboleggia veramente un'impresa che tutta la città sarda dovrebbe riassumere, dovrebbe controllare, dovrebbe raccontare, perché è una storia, è una favola che va trasportata dal mondo dello sport al mondo sociale. Scusate se mi sono trattenuto solo 2 minuti, non ho perso tempo, non ho fatto melina a raccontare questa grande impresa del Cagliari, una grande impresa in cui si è creduto solamente nel momento in cui è arrivato un grande maestro, il maestro Ranieri, il grande maestro. È lui che è riuscito a rigenerare un'isola, a far rinascere la passione e a Bari a cambiare tutta la storia del Cagliari, anche quella che negli spareggi uscivamo sempre perdenti. A voi non ci è servito questi 2 minuti perché in studio non si ragiona più dal gol di Pavoletti, ormai è solo sudore e emozione, perché solo questo può dare un gol del genere. Il Cagliari che ce la fa, il Cagliari che zittisce i 60.000 di Bari. Tutti sapevano già che sarebbe passato il Bari, ma come sempre il Cagliari calcio non ci sta e questa è la forza che dobbiamo riportare in Serie A dopo tante delusioni degli ultimi anni. Ora è il momento davvero di far vedere chi è il Cagliari, di lottare su ogni pallone e di portare quella voglia di vincere sempre, contro anche sempre e comunque avversari che sembrano più grandi di te, contro scenari che sembrano irraggiungibili. Oggi il Cagliari ha fatto una di quelle imprese, ha battuto il Bari al 95esimo e dobbiamo dirlo, una goduria incredibile farlo al 95esimo. Detto questo, ringrazio tutti, ringraziamo i nostri sponsor che ci hanno consentito di fare questa trasmissione Radio Super Sound. Speriamo e crediamo di vederci l'anno prossimo. Vamos alla playa, mi scrive Claudio. Alla playa. Vamos alla playa, lo dovrebbero mettere adesso a Cagliari come torna per esultare come al primo tempo di Bari. Io non mi resta che ringraziare Vittorio Sanna per tutto quanto questa stagione, una stagione incredibile che non poteva concludersi in modo migliore. Sì, è veramente una stagione straordinaria e io vorrei, Andrea, che tu mandassi in onda l'inno, altro mito che abbiamo smantellato del tutto, perché si diceva che quando tu proponi un inno, l'inno porta sfiga. Gli inni del Cagliari di quest'anno, anche la canzone che viene cantata allo stadio, invece hanno dimostrato che non c'è niente che porta sfiga, che poi alla fine è il lavoro che paga, è l'essere squadra, essere uniti, essere veramente tutti e andare a soffiare nella stessa direzione. Quindi io proporrei quell'inno perché nasce dal cuore di un maestro, è il nostro maestro Simone Pittau, che ha vissuto il Cagliari da tifoso, da ragazzino, e poi lo ha vissuto da immigrato e ha voluto cantare nel suo modo, nel modo più se vogliamo onorevole possibile, classico possibile. L'inno, ha fatto un inno vero e questo inno vero noi lo facciamo suonare ancora perché è l'inno della promozione del Cagliari, è il vento che soffia rosso-blu e che ha soffiato anche stavolta, dove la passione, la forza e il coraggio, il tuono e il lampo insieme hanno permesso al Cagliari di riuscire in una grandissima impresa. Assolutamente sì, salutiamo Vitto, niente, ci sentiamo. Famelo sentire però. Adesso lo mettiamo in chiusura, prima di salutare tutti, prima di lasciare spazio al resto dei programmi di Radio Super Sound. Ringrazio Claudio per essere stato con noi in questa stagione, speriamo di poterti avere anche l'anno prossimo. Grazie di tutto, è stato magico, è stato un ottimo compagno davvero per questa avventura. Grazie a te Andrea, sei stato fantastico tu come lo è stato Vittorio, quindi grazie a te e buona nottata a tutti. Sì, buona nottata perché domani si va a dormire, ma questo a noi non ci interessa. Ringraziamo anche Francesco che come sempre ha portato prima di tutto fortuna, oggi si è messo anche da indovino perché ha detto ho sognato un gol di Pavoletti nel recupero, il gol di Pavoletti nel recupero è arrivato, quindi Franci sei l'amuleto. Guarda, sono troppo contento, come potete sentire la mia voce è
passata, non so perché, ma deve essere successo qualcosa lì a Bari. Sì, un colpo d'aria è arrivato qui a Radio Supersound e ci ha portato via la voce di Francesco, che ha esultato come tutti noi per questa grande vittoria. Leggo al volissimo i messaggi che ci arrivano per quanto riguarda il WhatsApp. Arbitro Riccardo La Bologna, lo salutiamo, ci aveva scritto nel corso del 45esimo. Ci scrive anche Gabriel da Scuola Lavoro, lo salutiamo, ciao Gabriel. E ci scrive anche per quanto riguarda Dino Dall'Ori: grazie ragazzi, sto male ma di bene, forza Cagliari, grande Dino. Ci ritroviamo quindi alla prossima stagione. Salutiamo anche Federico di Scuola Lavoro, forza Cagliari, grandissimo Fede. Niente, vi lasciamo col nostro inno fantastico che ci ha accompagnato per tutto il corso del campionato, e vi diamo appuntamento a settembre in Serie A con il nostro Cagliari. Ciao a tutti. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, i corazzetti quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei il rombo e pana, e la mia squadra franco in più e lotterà. Castello canterà. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per